facciamo un bel applauso per tutte loro, state veramente molto brave. È un bel gruppo di ragazzi, è un bel gruppo di ragazzi. Stasera la giuria avrà il suo da fare perché sono veramente molto molto carine. E tra l'altro la cosa bella in questi contesti è che alcune di loro hanno già fatto delle selezioni, quindi ovviamente sanno già un po' come muoversi in passerella, hanno già fatto degli appuntamenti di Miss Italia, abbiamo già iniziato le selezioni. Altre invece è la prima volta che affrontano la passerella e lo fanno però in maniera davvero molto dinamica, senza grossi problemi. Questo ci fa davvero molto molto piacere, grazie anche allo staff dell'agenzia Monoshow.it, di Paolo Rizzotti, Valentina, Claudia, che le seguono nel pomeriggio, quindi davvero fanno un lavoro preziosissimo. Dicevo, sono state brave, poi avete sentito gli interessi che hanno, studiano, sono tutte piuttosto impegnate, questo ci fa molto piacere, perché comunque vediamo che Miss Italia partecipa ragazze che hanno le idee sempre molto chiare. Poi ci sono quelle che vengono per trascorrere una serata diversa dal solito, per mettersi in gioco in questo che è un concorso che comunque regala sempre grandi emozioni. Alcune fanno già le modelle, le fotomodelle, hanno già qualche esperienza televisiva come conduttrici, quindi vengono a fare le selezioni di Miss Italia consapevoli del fatto che Miss Italia tiene una visibilità importantissima per chi vuole intraprendere questa carriera. Altre invece lo fanno solo per la soddisfazione una sera di far parte della storia di questo concorso, che in realtà fa parte un po' della nostra storia, della storia del nostro paese. Io, a proposito degli 80 anni di Miss Italia, mi sono divertito a trovare dei punti, 4 notizie che io lo vado a dire nelle serate, perché sono 4 punti secondo me salienti della storia di questo concorso. Miss Italia nasce, si chiamava Miss Sorriso nel 1939. L'idea l'ebbe Dino Villani, un promoter di eventi del periodo. Nel 1946, dopo la pausa della guerra, riprende il concorso. Questa volta non è più solo fotografico, ma c'è un raduno delle ragazze e la sfilata in passerella. In quell'esatto momento, nel 1946, nasce Miss Italia. Nel 1959 Enzo Mirigliani, il nostro indimenticato patron, prende le redini del concorso. Altro passo importante nella storia di Miss Italia è stato nel 1990, quando vennero abolite le misure. Al tempo c'era Maurizio Costanzo in giuria. Dal 2003 Patrizia Mirigliani guida il concorso dopo aver collaborato per molti anni nell'ombra con il padre Enzo. Quindi questa è un po' la storia di Miss Italia in 4 punti sintetici, però ci fanno capire quello che è stato il percorso di questa manifestazione che fa compagnia in così tante piazze. Bene, io ho perso un po' di tempo e volevo che la giuria riordinasse un attimo le idee. Le ragazze si sono preparate perché la prossima uscita sarà quella con il body e quello sarà un momento molto importante per le ragazze, perché sarà il momento in cui la giuria emette il voto definitivo. Allora, io mi metterei in un angolino perché qui le ragazze le presento io, loro saranno concentrate solo a sfilare, quindi io mi metto da parte, sto all'ombra, Walter, farò col fotografo, così non rovino il quadretto, non mi si vede, quindi sto qui in castigo. Siamo pronti? Siete pronti, giuria? Voi amici del pubblico siete pronti? Sì? Ok, allora andiamo. È prontissima la concorrente numero 1, lei è Giulia.
concorrente numero 5. Numero 6, lei è Alice, 20 anni. Asia, concorrente numero 7. Deborah, numero 8. Concorrente numero 9. Dopo Arianna con il numero 10 abbiamo Mayla, concorrente numero 11.
concorrente numero 12. Con Chiara, concorrente numero 13. La volta di Sara con il numero 14. Ed è la volta di Lucia, numero 15. Dopo la numero 15 abbiamo Chiara che concorre con il numero 16. Andiamo con Diletta, concorrente numero 17. E andiamo a introdurre sul palco Giulia che concorre con il numero 18.
e vedo pronta Michelle con il suo numero 19. Andiamo con Beatrice, numero 20. Concorrente numero 21. Salutiamo, andiamo con Rachele, concorrente numero 22. Salutiamo anche la numero 22, posizione in fondo al tricolore, e a questo punto io guardo gli amici della regia perché le portiamo fuori tutte, le vedo tutte pronte per uscire in una fase. Qualche istante sono 22 da coordinare dietro le quinte. Eccole qui le grandi protagoniste di questa serata, si stanno preparando per uscire tutte insieme. Eccole qua, ci siamo? Musica, grazie.
ragazzi, tutto bene? Date voi un applauso al pubblico, adesso ci vuole. Adesso ci vuole. Potete rientrare, grazie. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, ci siamo dietro le quinte, che notizie mi date? Ci siamo? Perfetto. Allora, richiamiamo fuori tutte le concorrenti, perché adesso è veramente per loro il momento più complicato e più difficile, perché insomma le emozioni sono tante, la tensione giustamente è tanta, e quindi le richiamiamo tutte sul palco. Prego, le grandi protagoniste di questa serata, qui a Poiana Maggiore per la festa della Spiga. Vai, le 22 candidate al titolo. Eccole. Arriva la musica e ci sono loro. Allora mi rifaccio da parte, dai, se volete ancora fare qualche foto, c'è qualcuno magari non è riuscito a farle prima, vi lascio qualche secondo. Adesso vado al centro della scena, ci stiamo preparando anche per una diretta Facebook, ma io prima vorrei ringraziare due persone che sono qui questa sera. Perché? Perché il bello di Miss Italia è che tante ragazze vincono, hanno già ottenuto il passaggio alla finale regionale, però vengono lo stesso a trovarci, un po' per fare esperienza, un po' per conoscere altre ragazze che sono qui, ed è bello questo clima che c'è nel cammino di Miss Italia. Quindi io faccio i complimenti innanzitutto a tutte quante voi, perché siete un bel gruppo di ragazze, siete simpatiche e comunque vi rispettate. C'è la giusta e sana competizione come deve esserci, però c'è molto rispetto tra voi, questa è la cosa più bella. Io vorrei ringraziare due amiche che sono già finaliste regionali, quindi sono un po' come fossero delle ospiti per noi questa sera, hanno già acquisito il diritto e magari sono venute qui sotto sotto per vedere chi sono le prossime loro avversarie alle finali regionali. Io le voglio ringraziare, sono con noi, iniziamo da Giulia Carame, che è il numero 1. Prego Giulia, vai al centro della scena e ti prendi un applauso. Lei è già finalista regionale e ti ringraziamo per essere stata qui con noi questa sera. La nostra attrice studia recitazione, perché per diventare attore bisogna studiare, e quindi vai, puoi accomodarti tra le tue amiche. Poi andiamo con l'altra, che è la numero 10, Arianna Borgo. Dov'è Arianna? Eccola qui, anche lei è finalista regionale, ci è venuta a trovare questa sera, noi siamo molto contenti. Belle ragazze, siamo a Miss Italia ragazzi, siamo a Miss Italia, e le più belle vengono tutte a Miss Italia, e queste 22 bellissime ragazze protagoniste di una sfilata davvero unica, in una location straordinaria ed emozionante. Guardate la bellezza che ci circonda, la bellezza delle nostre concorrenti e ovviamente di questa villa. Bene, siamo pronti per le premiazioni, e quindi ricordiamo che tutte e 6 le prime classificate questa sera parteciperanno di diritto alle finali regionali in Veneto. La sesta classificata sarà premiata da Walter Zonta del Comitato Spiga. Prego Walter, sta arrivando con la fascia della sesta classificata. Buonasera a lei Walter, al centro del palco, sesta classificata, è la concorrente numero 16 Chiara Masiero di Due Carrare, provincia di Padova. Lei è ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Complimenti Chiara. E il posticino alla finale regionale l'hai conquistato. Foto di rito. Grazie Walter, noi ci vediamo più tardi. Tu Chiara puoi posizionarti lì sulla passerella. Poi, quinta classificata, Laura Legnano. È lei che premierà la quinta classificata.
Ho avuto paura di aver detto il nome della vincitrice per un attimo. Vuoi vedere che è tutta buonasera a lei? Buonasera a lei. Quinta classificata. Ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia dal concorrente numero 21 Elena Sega di San Giovanni Lupatoto. Dov'è? È lei. Grazie. Grazie anche Laura. Quindi andiamo con Ludmilla Savina, sarà lei a premiare la quarta classificata. Arriva Ludmilla. Buonasera. Quarta classificata, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 18 Giulia Simoni di Marostica. E andiamo avanti, siamo arrivati alla terza classificata e con noi sul palco Luciano Pastorello, sarà lui a consegnare la fascia. Buonasera Luciano anche a lei, grazie ovviamente di aver accettato il nostro invito e premiare la terza classificata. Si sale sul podio. Terza classificata è la concorrente numero 9 Francesca Ceciliato. Francesca arriva da Villa Marzana, provincia di Rovigo. Grazie. Vedi qua Francesca, non la lasciare sola, se no poi perché la abbandoni così? So che c'ero io che intralciavo il traffico, ma va bene. Allora andiamo quindi con torna a trovarci Walter Zonta per premiare la seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza. Seconda classificata Walter Zonta, sempre comitato della Spiga. Arriva Walter, eccolo Walter, prontissimo con la fascia Rocchetta. Voglio ringraziare invece per la quarta classificata gli amici di B-Match, grazie a B-Match. Seconda classificata Rocchetta Bellezza. Si aggiudica questo titolo la concorrente numero 22 Rachele Angeletti. Rachele di Venezia. A questo punto lo abbiamo conosciuto prima perché ci ha portato il saluto, Attilio Colpo, presidente associazione Comitato Spiga, che arriverà con la fascia della prima classificata. Insieme a lui dovrebbe arrivare, anzi arriverà Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashoe.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto. Vedo che arriva con noi Attilio, buonasera di nuovo a lei. Paola, com'è andata? Bene, posso fare i miei personali complimenti, vabbè, a parte l'organizzazione, noi qua ci troviamo sempre molto bene, quindi grazie a te, a te e a tutti i tuoi collaboratori per l'accoglienza. Però le ragazze sono state bravissime, perché sinceramente Attilio, questa villa è meravigliosa, è stupenda, ma queste scale, fagliele fare, quei tacchi che hanno loro. Io chiederei un applauso per tutte loro, perché sono state impegnata giustamente nei dietro le quinte come si fa ogni regista, però ti posso garantire che le ragazze lo sanno che il pubblico davvero le ha applaudite costantemente perché hanno capito l'impegno e la bellezza di queste ragazze. La cosa importante da dire è che adesso ne andremo a premiare una. Il percorso di Miss Italia è ancora lungo per voi ragazzi. Miss Italia non finisce fino a quando non si è spenta l'ultima luce della finale di Miss Veneto in piazza Jesolo il 20 agosto, quindi c'è sempre ancora tante possibilità. Lo dimostra il fatto di ragazze che magari in altre serate hanno partecipato, non hanno ottenuto il risultato sperato, sono venute questa sera, poi era un'altra sera in Fiera Padova e si sono aggiudicate al passaggio della regionale. Quindi il percorso è ancora lungo, ma adesso è il momento di dire che insieme a Chiara, insieme a Elena, insieme a Giulia, insieme a Francesca, insieme a Rachele, passa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto con il primo titolo questa sera di Miss Festa della Spiga, la concorrente numero... C'è una persona che l'ha detto, l'ho sentito. 15, Lucia Pellizzaro di Chiampo. Dov'è Lucia? È lei. Complimenti, no, consegna tutto
il presidente, e a questo punto per Lucia c'è anche un bel gioiello di luna che viene consegnato da Alessia DL di Oreficeria Sandri di Bologna Veneta. Questo è tutto per lei.